C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Prosegue il nostro viaggio all'interno del Museo Diocesano della nostra città. Vi presentiamo oggi un'altra tela del Moretto, Cristo Portacroce, e poi le nostre interviste. L'affresco era collocato sull'arco del caponavata destro della chiesa di San Giuseppe, a decorazione della sottostante cappella dedicata a Sant'Antonio Abate e a Sant'Antonio da Padova. Il lavoro compiuto sul finire degli anni 30 cade nel momento in cui l'autore comincia ad abbandonare lo smagliante cromatismo di Tiziano, preferendo una trascrizione priva di accenti sontuosi e più intimamente meditata dal tema religioso, attento a fermare il dato naturale nel gesto pittorico. Degno di nota lo sguardo penetrante del Cristo, che guarda diritto verso lo spettatore con occhi di una straordinaria espressività. Burlasò del Scagnou, chi è? Com'è successo? Come potrà accadere questa cosa? E continuano le nostre simpatiche incursioni a Venezia, che splendida città. Abbiamo carpito altri due signori veneziani. No, di Parma, veramente. Ah, di Parma. Lei come si chiama? Luca. E lei? Silvia. Silvia e Luca. Bene, che fate qui? Immagino una vacanza. Vacanza breve facciamo. Burlat zo del Scagnou. Bravo. Oh, la lettura è buona, un bel 9 se lo porta a casa. Hai capito qualcosa? Burlat, no. Del Scagnou, no, niente. Lei Silvia? No, non ho idea di che cosa voglia dire. Anche burlasò. Buttarsi giù dalle scale. Buttarsi giù dalle scale? No, c'è un buttarsi giù che non è proprio di propria spontanea volontà, ma è un cadere. Burlasò del Scagnou non sono le scale. No. Come si dice seggiolone in parmense? Seggiolone. C'è un dialetto ovviamente. Sì, ma non lo so, dico la verità. Voi ce l'avete la R parmense? Sì, la R sì, io sì. È bella, ragazzi. Ora su uno dei tanti ponti veneziani in compagnia di un veneziano doc. Certamente, sì, nato alla Giudecca. La Giudecca. E ancora vive a Venezia. Non siete in molti qui a Venezia. Quanti sono gli abitanti? 50.000, 49.000 e qualcosa. Neanche 50. Calma, dopo ci sono tutti studenti, residenti, quelli che vengono per lavoro, tante doppie seconde case. Stranieri. Ma quanti? Come si sente essere veneziani doc? Bene, perché è una cosa importante vivere a Venezia, però il costo della vita è molto 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 alto, quello sì. Dobbiamo andare in campagna a fare spese. Si deve andare sulla terraferma. Senta Luciano, ma c'è un piatto tipico veneziano, qualcosa che magari a lei piace particolarmente, giusto? Il baccalà in ticcia con la polenta. Baccalà in ticcia con la polenta. In ticcia vuol dire in umido? In umido, sì, in umido. Lei lo sa cucinare? No, mia moglie sì, per fortuna, io no. Io mangio solo. Se lo fa preparare. Senta, lei come se la cava con Brescia, i bresciani? Lei capita ogni tanto dalle nostre parti? Sono venuto non è tanto perché mio nipote fa scherma e ho fatto una gara a Brescia. Avete un impianto meraviglioso invece, altro che. Una meravigliosa di scherma, quel campo a calcio attaccato. Un po' fuori, ma è bello. Provi a leggere questo. Burlaso del Scagnou. Buttato giù dallo scagno. Da che cosa? Uno scabello, non uno scagno. Quindi burlasò non è proprio buttato giù, da noi il burlasò vuol dire cadere. Cadere? Caduto? Da uno scagno. Sono intelligente. Burlasò del Scagnou. Ha ragione un po' il signor Luciano. Caduto dal seggiolone, il nostro sogno Scagnou è il seggiolone. Scemo. Esatto, quindi una persona che le burlava solo del Scagnou si intende che è rimasto un po' così, un po' toccato nella testa. Va bene, grazie Luciano, simpaticissimo, tante cose belle. Ciao, arrivederci. Arrivederci da Venezia, ciao. Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.